Eder. Mech. Pallister. L'intercettazione divulgata aggiunge un tassello complesso alla già intricata vicenda dell'omicidio di Liliana Resinovic, generando nuove domande e ipotesi sulla natura delle relazioni interpersonali tra i protagonisti di questa storia. Prima dell'emergere di questa intercettazione, Sebastiano Visentin era già un personaggio chiave nell'indagine, in quanto marito della vittima. La sua affermazione di non essere a conoscenza di una relazione extramatrimoniale tra Liliana e Claudio Sterpina, e la successiva decisione di bloccare il numero di Sterpina sul telefono di Liliana prima di denunciarne la scomparsa, avevano già sollevato sospetti. Questo comportamento poteva essere interpretato come un tentativo di isolare la moglie o, alternativamente, come una reazione a una presunta infedeltà. L'intercettazione rivela però che Sebastiano era a conoscenza di dettagli molto intimi della vita della moglie, contraddicendo le sue precedenti affermazioni. L'indicazione che Liliana avesse avuto una gravidanza negli anni 90, presumibilmente da Claudio Sterpina, e che Sebastiano ne fosse a conoscenza, introduce la possibilità che la dinamica tra i tre fosse molto più complessa di quanto precedentemente supposto. La dichiarazione di Claudio Sterpina, che nega di essere stato coinvolto con Liliana in quel periodo, aggiunge un ulteriore strato di complessità, presentandosi come una figura esterna alla situazione descritta da Sebastiano. Questo contrasto nelle narrazioni potrebbe suggerire che Sebastiano abbia tentato di deviare i sospetti su Sterpina, forse per distogliere l'attenzione da se stesso o per altri motivi non ancora chiariti. L'elemento degli hard disk menzionati nell'intercettazione è particolarmente intrigante. Se contenessero effettivamente foto di Liliana e Claudio, potrebbero fornire una prova concreta della natura della loro relazione, sia essa amichevole o romantica. Sebastiano sembra preoccupato per il potenziale impatto di queste foto, il che potrebbe indicare che era ben consapevole della relazione e che temeva le conseguenze della sua divulgazione. Analizzando l'intero quadro, la posizione di Sebastiano come principale sospettato potrebbe essere rafforzata da questa intercettazione. La sua apparente conoscenza di dettagli intimi della vita di Liliana, contraddetti dalle sue dichiarazioni pubbliche, insieme ai suoi tentativi di controllare le comunicazioni di Liliana e la sua preoccupazione per le prove potenzialmente incriminanti sugli hard disk, delineano un profilo di una persona potenzialmente coinvolta molto più profondamente nella vita e forse nella morte di Liliana di quanto precedentemente ammesso. Tuttavia, è importante ricordare che in assenza di prove dirette, queste rimangono speculazioni e interpretazioni degli elementi disponibili. Solo un'indagine approfondita e la valutazione di tutte le prove potranno portare a conclusioni definitive sulla natura del coinvolgimento di Sebastiano e degli altri individui menzionati in questa vicenda. Come volevasi dimostrare, la puntanata serale del programma di Rete 4 ha confermato le previsioni più oscene ed irresponsabili. Puntualmente gli espertoni di non so che hanno proclamato la ininfluenza della rivelazione bomba sulla gravidanza di Lilli incinta di Claudio Sterpin. Secondo loro una liaison datata con complicazione neonatale non costituirebbe elemento di interesse. Si spingono oltre i campioni della difesa dell'indifendibile aggrottando smorfie di indignazione per la natura infamante delle rivelazioni rese sulla sfera personale di Lilli. Trascurano i bricconcelli di considerare che 1. È stato Sebastiano a parlare della questione con terze persone, preoccupato che la notizia potesse emergere. 2. La primaria necessità per tutti i parenti di Lilli, e per la stessa vittima, è la ricerca della verità.
a qualunque prezzo. E questa notizia è utile per ricostruire meglio i fatti e per condurre alla verità dimostrando la natura mendace del test Visentin. 3. La circostanza in esame assume rilievo con riferimento al comportamento preprocessuale di Sebastiano dimostrando che lo stesso ha sempre mentito e dunque è inattendibile ed inaffidabile, quindi, per logica conseguenza, sospetto. Sebastiano infatti ha sempre affermato di non essere a conoscenza della relazione sentimentale fra Claudio e Lily e di averne avuto notizia solo dopo la scomparsa della moglie. Una simile narrazione escluderebbe l'esistenza di un movente a carico del marito. La falsità della versione di Sebastiano invece lo inchioda a precise responsabilità. Allo spettacolo serale del circo Barnum Bluzzi invece si sostiene che un marito che sospetta che la moglie sia stata ingravidata da un tizio, continui serenamente a mandarla a casa del tizio. Per stirare le camicie, senza che sulla propria fronte si aggrotti il minimo cenno di di dubbio. Le attrazioni della serata. Un Sebastiano tutto accartocciato semisprofondato nella poltrona nell'esperimento di sparire, smaterializzarsi, dallo studio televisivo. Un ex PM in pensione dalla realtà, trapezziste in sovrappeso morale, generali nani e ballerine zoppe, nani nel percorso investigativo e zoppe nella narrazione, e Dulcis in fondo la vedetta. L'uomo elastico che si esibisce nel numero del contorsionismo psicosomatico. Mentre ruota convulso sul proprio assiano rettale e partorisce pensieri contorti che rimbalzano contro tutte le oggettività. Uno spettacolo talmente stomachevole che in diversi segnalano di aver dovuto gettare la TV. Sebastiano ha disertato tutte le trasmissioni e si è presentato solo lì. La sua comfort zone è assicurata ed inoltre si suppone sia vincolato da un contratto che lo obbliga a presenziare. E guarda caso la rivelazione scottante l'aveva fatta ad una reporter di quarto grado. Significa che si fida di Luzzi e Co più di quanto si fida del suo avvocato e della procura. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.